Eccoci! Finalmente riesco a mostrarvi un po' Ahoshima, che è il paese dove mi trovo da una settimana. Prima di cominciare vi dico che Ahoshima è un piccolo paesino nel sud-est del Giappone, nella prefettura di Miyazaki, ed è una località balneare. Molte persone, molti turisti vengono qui per il surf. Però ci sono due attrazioni che attirano tantissime persone. Esattamente. Prima in assoluto è la Hoshima Shrine o Ahoshima Jinja. Questo è il termine giapponese per riferirsi ai templi che vengono dedicati alle loro divinità, i kami. Per chi non lo sapesse, infatti, la religione dei giapponesi è il Shintoismo, che si basa sulla credenza dei kami, i quali sono delle divinità. Non sono esattamente come un dio o come dei dei, piuttosto sono gli spiriti della natura che si trovano in qualunque cosa e addirittura in alcune persone. Per lo più risiedono in eventi naturali come la pioggia, i fulmini, il mare, gli alberi, ma alcuni di essi si rivelano anche sotto forma di persone. Alcuni sono stati degli imperatori, altri soldati o persone che si sono dimostrate valorose in qualche aspetto, superiori a ogni altro essere umano. Si può dire che i giapponesi non pregano. Quello che fanno di fronte ai kami, piuttosto, sono delle richieste, sono dei desideri, la speranza che essi favoriscano questi desideri, portino loro fortuna, e lo fanno in diversi modi. Questo era uno di essi. A volte invece, più semplicemente, offrono delle monete al tempio e pensano ardentemente al loro desiderio, oppure lo scrivono su una tavoletta di legno. È un tempio stupendo da visitare, proprio bellissimo, piccolo ma con un'atmosfera veramente magica. E poi c'è il giardino botanico, la seconda grande attrazione di Ahoshima. Qui siamo interrotti da un piccolo ragnetto. Eccolo, il giardino botanico, che purtroppo vi possiamo far vedere in estate. Questo è un luogo da visitare sicuramente in primavera, quando l'enorme quantità di fiori sboccia e tutto il parco si riempie di colori. Questo non ha nulla a che vedere con la spiritualità giapponese, eppure è un luogo estremamente spirituale, immersi in piante tropicali, più di 400 specie, frutti che in Italia nemmeno sappiamo esistano, e percorsi tra le piante che trasmettono tutta la natura che c'è in questo meraviglioso stato. C'è veramente da perdersi qua dentro. Per non parlare poi degli alberi secolari e della vista sul mare che dista nient'altro che 20 metri, 30 metri, una passeggiata. Insomma, queste due attrazioni bastano per far meritare ad Ahoshima un viaggio. E mi raccomando, non dimentichiamoci del surf!